Bene, buonasera a tutti, benvenuti nell'Aula Magna dell'Ateneo Veneto, finalmente piena, finalmente tornata alla sua vera vocazione, che è quella della socialità, del promuovere la socialità fra i soci e fra chi ci segue. Il fatto di vedere questa sera un'aula piena come questa, dopo tanto tempo di silenzio, di assenza di pubblico durata tanti mesi, lo considero un buon auspicio. Io mi auguro veramente che il peggio sia passato e che davanti a noi abbiamo un periodo in cui le cose non potranno che migliorare. Questa sera noi apriamo un ciclo, un breve ciclo, che abbiamo organizzato e realizzato insieme alla Regione Veneto, che è dedicato a due personalità del mondo della cultura del Novecento che sono particolarmente a noi vicine. E sono, come sapete, Mario Rigonister, che ricordiamo oggi, lunedì 8 novembre, e Andrea Zanzotto, che ricorderemo lunedì 22 novembre. Ora, entrambi questi personaggi appartengono alla nostra regione, ed è questa la ragione per cui la Regione Veneto ha ritenuto di promuovere queste celebrazioni. Sono due personalità che in maniera diversa, ma che hanno avuto la provenienza fisica, cioè la loro provenienza regionale e locale, molto importante all'interno della loro attività artistica e della loro personalità. Inoltre entrambi erano soci di questa istituzione, per cui è con particolare piacere che noi abbiamo accolto l'idea di organizzare e di realizzare questo breve ciclo dedicato a queste due personalità. Oggi, come vi dicevo, lunedì 8 novembre, dedichiamo questo incontro a Mario Rigonister. E lo facciamo attraverso il ricordo delle voci di Sergio Frigo, di Mario Isnenghi e di Gianni Rigonister, che è qua alla mia sinistra. E quindi con piacere che li ringrazio di essere qui e di partecipare a questo evento. Le loro voci poi saranno seguite dalle note musicali del maestro Claudio Ambrosini, che completerà la serata. Io ringrazio tutti i presenti, naturalmente voi che siete il pubblico attento e sempre generoso qui presente. Ringrazio chi oggi partecipa attivamente, ringrazio anche chi non si vede ma chi ha contribuito a rendere possibile questi due incontri. Vi auguro quindi una buona serata e vi ricordo lunedì 29 novembre il secondo degli incontri di questo ciclo che sarà dedicato ad Andrea Zanzotto. Grazie e buona serata a voi tutti. Grazie Presidente, grazie per l'ospitalità e grazie a voi per la vostra presenza. A me, io ho il compito di portarvi in qualche modo, di accompagnarvi nei luoghi di Mario Rigonister, sia quelli che lo hanno visto nascere, crescere, scrivere, morire, sia quelli che lui ha inserito dentro nei suoi libri che in buona parte, ma non tutto, come sappiamo, coincidono. È una scelta non casuale, perché sappiamo che il rapporto con la sua terra, il rapporto con il territorio è assolutamente essenziale nell'opera di Mario Rigonister. Il territorio, l'ambiente circostante è in lui, nella sua opera, quasi un protagonista, per cui diciamo, per avvicinarci alla persona e ai libri di Mario Rigonister, un approccio appunto può essere quello di vedere il Mario nel suo ambiente, nel suo territorio, nei luoghi che gli sono stati cari. Io su questo anni fa ho scritto un piccolo libretto e un'applicazione, che tra l'altro l'applicazione si può ancora scaricare gratuitamente, i luoghi di Mario Rigonister, e di questo in qualche modo vi parlerò. La foto che vedete dietro di me è la foto che ricorda il Mario in una delle sue ultime salite in montagna, se non sbaglio aveva quasi 85 anni. La foto è di Giuseppe Mendicino, il suo biografo, ma noi in realtà partiamo da qui, partiamo dalla sua casa natale, che è in centro ad Asiago, via Ortigara. Dopo vi farò vedere com'è, e qui vediamo Mario nella sua prima fotografia e il bambino vestito da bambina, tra l'altro, come si usava alle volte, a 2 anni insieme intorno ai suoi familiari. Ecco, questa è la casa, se qualcuno ha bazzicato Asiago recentemente, questa è la casa come adesso. La Foggia ricorda ancora la sua vecchia casa, ma ovviamente tutto è cambiato nel frattempo.
Nel racconto delle sue case il Mario ricorda prima ancora però quest'altra casa, che sicuramente avrete notato perché è in centro ad Asiago, di fianco c'è il municipio. Questa casa d'angolo è l'angolo degli Stern, dove la famiglia esercitava il commercio, era un emporio praticamente. Lì lui non è nato, come scrive nel suo racconto che ho citato, ma è la casa dei nonni, la casa che lui ha molto, molto presente nella memoria, anche se ovviamente quando lui è nato nel 21 questa casa era già stata distrutta e stava per essere ricostruita. Significativo di questo angolo degli Stern è anche la casa arancione con gli archetti che vedete di fianco, perché lì in qualche modo ha avuto genesi il suo romanzo più importante, cioè Il sergente nella neve. Andiamo avanti velocemente perché poi voglio... Ecco, io di queste case, questa invece è la casa dove lui è morto nel 2008, è la casa che si è costruito con l'ausilio dei figli, forse Gianni se lo ricorda, perché credo sia stata un'impresa molto faticosa, con i figli e con alcuni operai, alcuni muratori, si è costruito con le sue mani questa casa, che lui stesso diceva: dopo anni di lavoro, una casa me la sono disegnata e costruita ed è semplice come un'arnia per le api. Invece della casa precedente, quella che vi dicevo che è la casa natale, c'è una sua, diciamo un percorso di avvicinamento molto significativo, molto importante, nel racconto che Magro, che sei fratello, che racconta il suo ritorno a casa dalla prigionia a piedi, in gran parte a piedi, dopo 20 mesi di prigionia. E lui percorre questa strada, viene lasciato da un camion cui aveva fatto l'autostop davanti all'albergo Croce Bianca, che è proprio vicinissimo, e fa questa strada in leggerissima salita per approdare appunto alla casa della sua nascita, dove c'erano la sua famiglia che lo aspettava. Era la più lunga di tutte le strade, la più difficile da ritrovare, la più bella strada della terra di tutte le strade che avevo camminato. Ecco, qui allora siamo nella sua casa, diciamo, che si è costruito, in cui è vissuto ed è morto fino appunto al 2008. Allora vi faccio vedere un po' il suo mondo, vi faccio vedere la sua scrivania. Qui siamo nel suo studio, al primo piano della casa. Qui vediamo, questa è una fotografia che a suo modo è significativa, anche se appunto non è una granché dal punto di vista tecnico. La casa che vedete a fianco, questo è il panorama che si vedeva dalla finestra, che si vede dalla finestra di Mario. La casa di fianco è quella del regista Ermanno Olmi, che appunto viveva proprio a 50 metri di distanza, e poi giù sulla destra vedete la piana di Asiago. Ecco, la scelta di questa localizzazione per la casa fu tutt'altro che casuale, anche se probabilmente non del tutto percepita, non del tutto consapevole, però Mario aveva scelto un posto per vivere che fosse vicino al bosco, che è proprio dietro la montagna, il bosco è proprio dietro queste case, e davanti c'è la piana di Asiago, perché lui è stato un po' nella sua vita, ed è forse anche la ragione del suo successo persistente, è stato un po' l'interprete, il tramite fra la natura, quindi il bosco, la montagna, gli animali, e la comunità umana. Quindi da un lato dietro appunto questa natura selvatica, selvaggia e salvifica, e davanti la sua comunità, la comunità di Asiago, con la quale viveva, si mescolava, però rimanendo al tempo stesso un po' fuori. Ecco, quindi c'era questo suo ruolo di tramite che è molto importante, anche questo come concetto per capire un po' le sue opere. E restiamo sempre nella sua casa. Qui abbiamo i suoi fucili e quelli della moglie Anna. Qui abbiamo la statua che gli ha regalato Augusto Mürer, grande scultore di Falcade. Qui mi piace ricordare un piccolissimo episodio che ha scritto proprio Mario Rigoni Stern parlando di Mürer. Dice, era davanti a casa, sotto un portico di casa, che stava scolpendo una statua di legno, e dice vicino c'è un compaesano che tornava a casa, era migrante, andava e veniva tutto l'anno e tornava a casa per l'inverno, e a un certo punto, incuriosito, dice: cosa ti pare? E qua questo gli risponde: te si fortunà che te lavori al coverto.
ecco, per dire il grande artista, però la visione un po' terra-terra che gli veniva offerta dal suo... Che qui in questo episodio c'è un po' sia la figura di Murrer sia la figura del Mario anche. Qui c'è un'altra immagine che appartiene alla casa, alla cucina in particolare. Questa è una stampa che ha una storia un po' particolare ed è una stampa che viene citata nella storia di Townley. Questa descrizione di lupi, una carovana di cavalli uomini che sta scivolando sulla neve, l'assalto dei lupi, è descritta, questa stampa, nella storia di Townley. La cosa simpatica è che Mario descrive questa immagine forse recuperandola dalla sua memoria antica, nascosta, inconsapevole. Infatti lui è venuto in possesso di questa stampa dopo l'uscita del libro. Dopo l'uscita del libro il gestore di una trattoria in una contrada poco lontano chiama a casa e dice: ma sai che la stampa che descrivi nel tuo libro ce l'ho io a casa? E Mario la vede ed è effettivamente questa. Probabilmente era una immagine che aveva visto da bambino frequentando questa trattoria e probabilmente se l'è fatta riaffiorare mentre scriveva il suo libro. Ecco, usciamo un attimo di casa e ci aggiriamo nei dintorni, nei posti che lui frequentava abitualmente, in particolare dopo aver lavorato il pomeriggio. Passeggiate pomeridiane, spesso in compagnia del cane, e questa è la zona di Sant'Antonio, c'è questo sentiero che va su in mezzo al bosco e lui spesso veniva a camminare qui nel pomeriggio verso il tramonto. Qui c'è la statua, questa lapide, questo monumento che ricorda alcuni partigiani, su cui in particolare il famoso Moretto, su cui torneremo dopo, vi racconterò un po' qualcosa anche di questo. Risalendo su per il monte si arriva al cimitero della Brigata Sassari, dove sono sepolti i commilitoni, diciamo, di Emilio Lussu, Un anno sull'altipiano, se vi ricorderete, un libro molto amato da Mario Rigoni Stern, a cui accenneremo ancora di nuovo dopo. Vi faccio vedere questo cimitero, più su c'è il Monte Zebio, che è un po' il cuore dell'Ecomuseo della Grande Guerra. Qui c'è la mina, insomma è un posto, fu una roccaforte austriaca e che non fu mai abbattuta durante la guerra nonostante gli assalti. Andiamo avanti, qui vediamo un altro luogo, siamo diciamo più a ovest, un altro luogo abbastanza caro al Mario, che è la Malga del Dosso. Qui ad appena 11 anni gli viene dato l'incarico dal nonno, vi dicevo che gestivano un emporio e fornivano anche le malghe di generi di prima necessità, dal sale, portavano le lettere, i giornali, e il piccolo Mario a 11 anni viene incaricato dal nonno di portare della corrispondenza proprio al Malgaro del Dosso, e il bambino di 11 anni si fa circa 40 km, 20 andata e 20 ritorno, per portare questa corrispondenza al Malgaro. Ed è molto bello il racconto che ne fa, perché è il suo racconto di iniziazione nella natura, il modo con cui lui racconta questo avvicinarsi, questo salire per la montagna, questo sentire i rumori dell'urcello e il canto degli uccelli, eccetera, è un modo con cui tipico lui aveva di avvicinarsi, di entrare nella natura. Nelle vicinanze, questo è un percorso molto bello e molto breve, che vi consiglio se vi capita, siamo dalle parti di Val Formica, c'è quest'altra malga che è la malga di Porta Manazzo. Qui vi leggo un piccolo racconto, appunto, che si deve naturalmente alle parole del Mario. Allora, siamo qui. Lui accompagnava con il calesse, con il birroccio, i suoi papà o il nonno, che portavano durante l'estate i generi di prima necessità ai malgari. E lui, andando in giro, impara a riconoscere i luoghi, i boschi, le varietà delle piante, e con i nomi dei casari e dei mandriani scrive in La Malga, in Uomini, Boschi ed Api: imparai quello dei boschi, dei pascoli, delle sorgenti, a distinguere le varie razze di vacche e di cavalli, quali le malghe migliori e i prodotti, e come venivano lavorati e perché. Un giorno mi fecero l'esame, mio padre, il casaro del Dosso di sopra,
un amico di mio padre che veniva dalla città e 2 vaccari. Mi condussero sopra un monte da dove si dominava tutto intorno e mi interrogarono. Si vedeva sino alle vette che segnavano i confini dell'Italia. Mi promossero montanaro e mi diedero un piccolo premio in denaro con il quale il giorno della fiera alla bancarella dei Pontremolesi mi comperai i figli del capitano Grant. Qui c'è il racconto del Mario a 11 anni, 12 anni e il suo amore per la lettura, che non a caso usa questi soldi per comperarsi un romanzo. E qui vicino, proprio sopra la Malga, si gode un panorama stupendo sulla Valsugana, sui Lavorai e sulle Dolomiti. Andiamo avanti, questa era invece la sua montagna più cara, Cima Portule. Anche qui questa montagna è raccontata in un racconto che è dedicato a un libraio di Pergine, che la cui libreria lui aveva frequentato prima della guerra, diciamo quando stava studiando da rocciatore prima di andare in guerra, frequentava soprattutto prima di andare in Russia, e andava a vedere i libri che c'erano in questa libreria, gli sfogliava a lungo, il libraio li lasciava fare. Anni dopo Mario, già famoso, arriva in casa un libro di storia dell'altopiano mandato proprio da questo libraio, che non sapeva peraltro che Mario Rigoni Stern era il giovane soldato che frequentava la sua libreria. E lui ama molto questa montagna e fa un pellegrinaggio per ricordare il suo amico libraio. Ecco, ci spostiamo ancora un po' verso est e troviamo Malga Fossetta. Qui ritroviamo la vicenda di cui vi accennavo prima del Moretto, perché in questo luogo avviene sostanzialmente una specie di incontro letterario fra Mario Rigoni Stern e Luigi Meneghello, perché parlano dello stesso episodio, parlano del famoso rastrellamento del giugno del 44, quando i piccoli maestri raccontati da Meneghello vengono dispersi dal rastrellamento tedesco. E lui ne parla, invece il Mario ne parla perché nel dopoguerra venne coinvolto nel recupero delle salme dei partigiani caduti in quell'occasione. Allora, è un bellissimo il passo di Meneghello di Piccoli Maestri quando racconta il venire avanti di queste truppe, no? con quei lumini, quelle luci che sembravano dei lumini che però sono tantissimi e vanno a cercare. E cosa fanno i partigiani? Devono arretrare verso la cima, dopo la cima c'è lo strapiombo e quindi alcuni si salvano fuggendo lateralmente, altri saltano giù, alcuni muoiono nell'operazione. E Meneghello, vi cito un brevissimo brano di Meneghello, vi parlo prima del recupero di queste salme in cui fu coinvolto Mario in quanto aveva appreso a scalare durante l'addestramento in Val d'Aosta e racconta mi pare che sia in Ritorno sul Don, un ragazzo delle nostre contrade, appunto il Moretto. Tentammo di calare con le corde, ma non arrivavano fin là e le rocce in quel punto erano molto friabili. Silvio disse: faccio io il giro per Porta Moline e vado per sotto. Quando raggiunse il punto, Silvio non ci gridò niente, stette curvo per un bel poco e poi cercò di avvicinarsi fin sotto la parete. Calate giù le corde, ci gridò da sotto, e un telo, aveva trovato ovviamente la salma. Lo portammo giù tra la pioggia gelida e la grandine. Alla chiesetta degli Alpini del Bassano ci fermammo per ripararci dal temporale. Sul camion lo coprimmo di fiori gocciolanti e 2 giorni dopo ebbe un funerale che nemmeno un re avrà mai. Ecco, il racconto molto più stringato, diciamo, di Meneghello, perché avviene dopo, quando fu trovato era giù su uno spuntone e aveva l'arma vicino. All'ultimo momento, per non farsi prendere, era saltato dalle rocce. Ecco, questo è il momento in cui appunto i 2 scrittori della nostra montagna si incontrano, come dire, idealmente nel raccontare la vicenda di questo Rinaldo Rigoni, detto il Moretto, appunto. Andiamo avanti, un altro luogo caro a Mario Rigoni Stern era la piana di Marcesina, era la piana di confine,
E qui in particolare è ambientato un racconto di fantasia, è una lettera che lui scrive a Jacopo da Ponte, il pittore, e lo sente un po' come fratello maggiore. Racconta di un viaggio, di una tournée, possiamo definirla oggi, di questo pittore che da Enego passa attraverso la piana di Marcesine e poi scende giù ad Asiago, ed era incaricato di fare dipinti nelle varie chiese dell'altopiano, e una notte la passa, almeno nel racconto di Mario, la passa proprio nella piana di Marcesina, vicino, pregando dopo la messa vespertina, insieme ai malgari, ai contrabbandieri, ai boscaioli, ai carbonai che lavoravano nella piana. E la chiesa di San Lorenzo accoglie questa umanità che il pittore guarda con grande interesse, guarda quelle facce, guarda quelle mani, guarda come sono addobbati, come sono vestiti, e poi li riproduce nei suoi quadri. Questo è forse il più importante, ed è ospitato nella chiesa di Lusiana, nel Duomo di Lusiana, uno dei più importanti dei quadri dipinti in quell'occasione dal pittore bassanese. E niente, ci avviamo verso le ultime tappe di questo nostro rapidissimo viaggio sui luoghi del Mario. Qui siamo a Montefior, questa è la famosa città delle rocce, sono queste formazioni calcaree abbastanza tipiche di quella zona in particolare, ma anche in altre zone dell'altopiano. Qui è importante ricordare questa parte perché Mario ci ambienta in particolare un racconto intitolato La bottiglia ritrovata in Aspettando l'alba. Lui racconta, la faccio breve, racconta delle avventure e della morte di questo Enrico Busa, che era un capitano italiano, di fronte all'attacco austriaco naturalmente, no? Enrico Busa riuscì a vivere fino al 5 dicembre. Quest'uomo, che amava la vita, l'amicizia e la buona compagnia, che da civile faceva il segretario comunale in un nostro comune a mezza montagna, assieme a pochi alpini superstiti di tante battaglie, cadde combattendo come un leone dopo giorni e giorni di asprissima lotta. Girando lo sguardo a mezzogiorno vedeva Bassano, le colline di Marostica, i colli iberici ed euganei, il Brenta fino alla laguna e Venezia. Lottava per gli amici, per le donne amate che erano laggiù, per il buon vino di Fara. Per lui la patria era un concetto troppo astratto. Morì così e il suo corpo fu uno dei tanti senza nome nel mucchio di Malgalora. Questo ve l'ho letto perché racconta bene qual era la posizione, l'attitudine di Mario Rigoni Stern dopo la guerra, questo pacifismo che accettava deroghe, accettava eccezioni solo di fronte alla minaccia alla propria patria, ed è questo che anima il capitano Busa. Ma ve l'ho fatto leggere anche ve l'ho letto anche per un altro motivo, che si capisce meglio forse vedendo questa fotografia e questa dopo, che non è fatta esattamente nello stesso punto, ma che spiega bene quello che vi vado a dire in questo momento. In qualche modo questo brano che avete letto è un omaggio a Emilio Lussu. In un anno sull'altipiano Emilio Lussu racconta una battaglia avvenuta esattamente attorno al Montefior, e per capire cosa stava succedendo vi basti sapere che il Montefior era l'ultima ridotta delle truppe italiane. E da nord e da ovest arrivava l'ondata austro-ungarica e volevano ricacciare gli italiani, conquistare queste vette e da qui dilagare verso la pianura per prendere in qualche modo l'esercito italiano, in qualche modo alle spalle, perché l'esercito italiano era indirizzato verso la conquista del fronte orientale. Allora loro arrivano sulle vette circostanti e c'è questo brano illuminante di Emilio Lussu. Vede che ci sono i soldati austriaci che arrivano vicino nella vetta un po' più bassa, nel colle, sono colli rotondeggianti sulla destra, e vede che stanno esultando e si domanda perché. E poi risponde: io mi voltai indietro e capii. Di fronte, tutta illuminata dal sole, come un immenso manto ricoperto di perle scintillanti, si stendeva la pianura veneta. Sotto Bassano e il Brenta, e poi giù in fondo a destra Verona, Vicenza, Treviso, Padova. In fondo a sinistra Venezia.
Ecco, questo elenco di località, questa visione che appare ai soldati austriaci è la stessa del capitano Busa, è lo stesso luogo, c'è lo stesso panorama da lì. E chiudo proprio ho voluto chiudere citando Venezia, visto che siamo a Venezia, per ricordare un episodio che racconta lo stesso Mario in l'ultima partita a carte, perché voi dovete sapere che Mario 17enne era un ragazzo molto inquieto, a cui l'altopiano stava stretto, che voleva vedere il mondo, e l'occasione per loro, per i ragazzi della sua generazione, di vedere il mondo era andare soldato sostanzialmente, o prete forse, no? E allora Mario, anche perché all'epoca era innamorato di una ragazzina di Venezia, Clarisse, che è morta da poco tra l'altro, si immagina di poter fare il marinaio. Lui, montanaro, arriva a Venezia per fare l'esame, viene esaminato all'arsenale, gli chiedono se sa nuotare, lui naturalmente risponde di no e naturalmente lo mandano via, non è idoneo sostanzialmente. Ecco come lo racconta lui. Quella sera del 1° settembre del 1938 uscii dall'arsenale veneziano senza rendermi conto della storia di quel luogo né della bellezza del bacino di San Marco. Se ne sarebbe reso conto molto dopo e avrebbe amato tantissimo Venezia, per quello che faccio un po' di ruffianeria leggendovi questo brano. Mi misi a camminare tra i turisti con l'animo esacerbato ed umore nero, come se avessi subito un grave torto. Ragazzo d'indole libera e fantasiosa, imbevuto di letture buone ma disordinate, convinto di essere sano e forte, mi vedevo umiliato nell'incontro con il mondo. Camminavo in quella confusione come se fossi solo e mi ritrovai in campo Santa Maria Formosa. C'era sul campo un grande palco, uno spazio delimitato da transenne e dentro lunghe file di sedie. Lessi su una locandina che alle ore 21 la compagnia di Cesco Baseggio avrebbe rappresentato la commedia di Goldoni Signor Todoro Brontolon. Avrei dovuto aspettare l'alba per salire sul treno del ritorno. La commedia mi incuriosiva anche perché con le marionette, i ragazzi e le ragazze della mia strada avevo rappresentato la locandiera. Con i soldi che mi aveva dato la Regia Marina pagai l'entrata. Dopo la mezzanotte mi ritrovai a vagabondare per calli deserte. Le voci della notte mi riportarono verso il Canal Grande. Era ancora lontana l'alba. I vaporetti avevano finito le corse e mi distesi su una panca in un imbarcadero. Il moto della laguna faceva sbattacchiare le gondole del traghetto e le ultime ore della notte furono lentissime. Ecco, dopo questa avventura veneziana Mario torna a casa, il paese gli è sempre più stretto, decide di cercare di arruolarsi negli alpini ed è l'avvio del suo percorso va a finire in Val d'Aosta, fa tutta la trafila, poi c'è la guerra, insomma da qui comincia il percorso che fa diventare il giovane Mario, il ragazzino inquieto, ironico, spavaldo, quello che poi è diventato un uomo provato pesantemente dai 5 anni di guerra, dalla prigionia, da quello che aveva visto, ma anche quello che sarebbe diventato il nostro grande scrittore. Ecco, grazie. Tocca a me? Presidente, posso cominciare? Grazie. Buonasera. Poche battute iniziali, pochissime, di carattere personale, per spiegare come sono arrivato qui a parlarvi di Mario Rigoni Stern nell'ambito del centenario. Non è la prima volta, ma insomma, com'è successo? Prima di arrivare all'oggi, al centenario. Tanto tempo fa, ancora eravamo studenti all'Università di Padova, mi rivedo a leggere a voce alta le pagine del Sergente della Neve. Al centro di un gruppo di studenti a Padova e anche in vacanza. Era il congeniale seguito di altre letture in stile, in particolare Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Ricordate quanto è stato importante Vittorini per Rigoni, per non solo fargli pubblicare il primo libro da Einaudi e non in una collana qualsiasi, ma nella collana di gettoni della gente, ma anche per farlo riconoscere, per dargli una sponda
per farlo riconoscere di fronte a se stesso e agli altri come scrittore. Tutto questo ovviamente non lo sapevamo, così era una scelta istintiva per gli anni 30 vittorini, per l'uscita dalla guerra Rigoni Stern. Chiaro a che cosa dovevano servire queste letture, come si erano districati dal fascismo i nostri maggiori, meglio, i nostri coetanei, di una, anzi di mezza generazione prima. Maggiori lo stavano diventando, nel senso di riferimenti importanti, significativi, ma dal punto di vista temporale avevano pochi anni più di noi in quel momento. Questi sono, così, i primordi del mio incontro con Rigoni Stern, che era un incontro collettivo, interessante questo fatto. Era un gruppo di coetanei che, leggendo poche cose, perché si trattava di leggere a voce alta, quindi a tempi rallentati e tutti insieme, aveva scelto questi 2 libri, ma è un gruppo, quindi è un pezzettino, uno scampolo di nuova generazione che andava in cerca di letture adeguate per capire qualcosa dell'appena ieri. Appena ieri, in realtà era appena ieri visto dalle lontananze dell'oggi, erano pochi anni di distanza in effetti. Dal vero con Rigoni Stern ci siamo incontrati nella seconda metà degli anni 60. Credo anzi di poter datare con maggior precisione al 1967. Infatti Rigoni Stern si era accorto e aveva scritto del mio I Vinti di Caporetto. Cominciamo a leggerci, a donarci reciprocamente i nostri libri, con dediche via via più personalizzate, meno formali, e qualche volta anche a presentarli reciprocamente. Credo che nel 67 sia avvenuto proprio questa sorta di presentazione incrociata che io ambiento, molti tra i presenti la ricorderanno, di quella che si chiamava ancora Libreria Draghi a Padova, nello scantinato, nella galleria dove avvenivano queste cose, anche se da molto tempo non era più Libreria Draghi, ma Randi. Questo è stato l'incontro diretto. Seguono decenni di frequentazione in altopiano, dove intanto avevo trovato un appartamento in cui stare per un bel po' durante l'anno, per tutti i decenni a venire e a tutt'oggi. Seguono questi decenni di frequentazione vicini di Contrada. Contrada Bosco, la mia, era molto vicina alla sua, che io non sapendo bene come chiamarla, ma non è facile stabilire in quale contrada effettivamente è situata la casa. Io, se dovevo mandargli qualche cosa, scrivevo Contrada Rigoni di sotto, sicuro che il portalettere avrebbe capito. Ma in realtà si poteva essere più sofisticati, ogni tanto lui me lo spiegava. Valgiardini, Valgiardini è forse più preciso di Contrada Rigoni di sotto, non mi pare tanto. Insomma, vicino di Contrada, ma questa frequentazione parca, misurata, che noi siamo in vacanza, ma lui ci abita. 1 o 2 visite a stagione, non improvvisate, combinate telefonicamente, nella casa rosa al limite del bosco, che prima avete visto. Più raramente Mario e Anna da noi, e oltre a questo una grande gita collettiva, ideata, guidata e commentata da lui, per i grandi e ancora di più per i bambini, con felici affabulazioni sulla vita degli animali che incantavano i nostri allora piccoli. E questo per tutta una compagnia. Qualche altro scrittore presente amava parlare di piccola Atene o di una qualche Capalbio, ma insomma una compagnia mista di intellettuali in vacanza che riconoscevano nel Mario il maggiore conoscitore dei luoghi e ambivano a poter andare in giro una volta all'anno, di più era difficile, in quei luoghi. Sceglieva lui
il dove e noi ci lasciamo guidare. Quando, molto più avanti nel tempo, il Mario, che intanto appunto era diventato il Mario, difficile in altopiano godere di una specificazione come questa, il Mario, bisogna chiamarsi in modo almeno più complicato e raro, ma il Mario è riuscito a diventare il Mario. Il Mario a un certo punto, molto più avanti, ha cominciato a rivelarmi i suoi posti da funghi, centellinandoli uno all'anno. Allora ho capito che il nostro rapporto aveva fatto strada e che per lui cominciava la stagione dei lasciti testamentari. Questi sono gli antefatti. Veniamo al centenario, a questo 2021. Scendo giusto dall'altopiano in questi giorni, dove a fine ottobre è avvenuto il grande convegno nazionale. Credo molto ben riuscito. Lo chiedo anche ai miei compagni di serata. Posso dirvi quindi, diciamo, lo stato della questione. E avendo pochissimo tempo, scelgo una sintesi estrema e condenso questo stato della questione in 4 punti. 4 punti e una constatazione, che è questa, preliminare. Abbiamo visto al lavoro sulla vita e le opere di Mario Rigoni Stern ormai 3 generazioni. Infatti sono entrati in azione adesso, in questi ultimi anni, dei valenti studiosi trentenni, dei giovani, di università o di centri di studio in Italia e all'estero, tra i quali anche traduttori o traduttrici nelle varie lingue europee. Questa terza generazione hanno interrogativi diversi da porre rispetto alle risposte che cercava la mia. E leggendo Il Sergente della Neve e il suo autore via via attraverso altri libri, ma in particolare quel libro a interprete del passaggio trasformativo del 43-45 o della Seconda Guerra Mondiale e immediato dopoguerra. Altri interrogativi possono venire fuori oggi dai giovani lettori e critici del Rigoni. Comunque interesse e conoscenza dell'autore in espansione, questo esce dal convegno di Asiago, 3 generazioni, e futuro assicurato. Dopo questa constatazione preliminare incoraggiante sullo stato di salute dello scrittore, condenso, dicevo, lo stato delle cose criticamente all'altezza dei suoi 100 anni e a un quindicennio circa dalla morte. E lo faccio con parole mie, con l'angolatura che mi sembra appropriato a leggere lo stato delle cose. Non è una descrizione neutra, è una interpretazione dello stato delle cose. In 4 punti. Primo, non c'è Odissea senza Iliade. E naturalmente l'Iliade è venuta prima. Detto in altra maniera, non c'è ritorno senza partenza, ma guidati dai reduci, parola forte, non solo in senso militare. Noi guidati dai reduci e partendo dalla loro necessità, specialmente loro, non solo loro, ma specialmente loro, necessità di ricominciare, ebbene, siamo partiti dalla fine dell'Italia fascista, nelle menti e nei cuori. Questo è il primo punto. Come vedete sono ellittico, poi guarderò l'orologio alla fine della lettura e guarderò se mi rimane qualche minuto per svolgere un po' di più. Secondo, 3 coppie di parole chiave: memoria, storia, oralità, scrittura, storiografia, letteratura. Su queste coppie di categorie connesse e distinte, Rigoni Stern ci garantisce uno straordinario punto di visione e di riflessione.
Voi capite che soltanto sul secondo punto si potrebbe passare tutta la serata svolgendoli e esemplificando opere alla mano, ma non è possibile in questa sede. Io sto sintetizzando quello che ho creduto di capire sullo stato della questione alla luce del ripasso generale, ma ripasso che andava in avanti, non si limitava a ripassare quello che già si sapeva, avvenuto nei giorni scorsi al convegno di Asiago. Terzo punto, quello che potremmo chiamare così, in maniera impegnativa, il richiamo omerico. Mario Rigoni Stern ha avuto in sorte una esperienza e l'ha elaborata in modo da divenire custode, affabulatore, testimone a futura memoria e persino aido di una moltitudine di vite e di storie, fra micro e macro, in altopiano e in un mondo senza confini. Quarto, le prime tre angolature si possono considerare, credo, ormai patrimonio abbastanza diffuso e più o meno passati in giudicato. La quarta è più agra e forse divisiva, ma mi pare di non poter esimermi dal notare che una corda rigoniana che può vibrare con accentuata forza agli occhi, specialmente delle giovani generazioni, sia quella ambientalista. L'ecologia, la conoscenza analitica, dettagliata, profonda, albero per albero, animale per animale, la conoscenza e il rispetto della natura, certo, dico io, ma a patto che queste sottolineature non dimentichino il Rigoni cacciatore e lo straordinario autore di racconti di caccia, Il bosco degli urogalli e altrove. Tutti possono leggerli e devono, a mio avviso, tenerne conto in una visione non accomodante del nostro scrittore. Ho dichiarato pubblicamente, in un altopiano, in materia profondamente diviso, che io sarei per la fucilazione dei lupi, il cui programmato arrivo in prolifiche coppie e ormai in branchi rallegra invece gli ultra dell'animalismo. Non voglio acquisire disinvoltamente lui alle mie propensioni omicide, ma so, e adesso lo sapete anche voi perché Frigo ve le ha fatte vedere, quali antiche e crude stampe di avventura e di caccia grossa, reciproca, fra uomo e animale, uomini e lupi, uomini e orsi, arredavano la sua cucina. Perché in quella cucina, per invito del Mario e di Anna, mi è capitato in qualche caso di mangiare vedendo sopra di me queste stampe molto, molto significative, credo io. Sempre più difficile da dire, specialmente in questa forma così ellittica, ma il discorso torna, mi sembra. Ora, collegandomi al primo e cruciale punto, quello che prima dell'Odissea, cioè del ritorno, ci vuole l'Iliade e prima della pace ci vuole la guerra. Se il ritorno a Baita, la famosa espressione del Mario, se il ritorno a Baita non esaurisce la storia e si è posto alla fine anche narrativamente, le stagioni di Giacomo, il problema di come e perché la partenza, se la pace subentra sì, ma in seconda battuta, all'essere andati magari volontari alla guerra, fra quelli che partecipano passivamente alla ritirata di Russia e si lasciano salvare dagli altri, ci sono quelli che rimangono militari e sparano. Fra questi il sergente del Vestone, medaglia d'argento al valor militare e generale degli Alpini in pectore. Non si può cancellare, io penso, né l'uomo di guerra
né il cacciatore. L'altopiano non si riduce alla misura idillica e collinare dei suoi 1000 metri, quello che conoscono tutti. Ci sono anche le asprezze dei 2000 e passa, cioè il carso come tipo di roccia, il petroso carso, se volete anche la petrosa Itaca, a 2000 metri. E al Mario piaceva proprio il Portule. Ecco, qui se sono finiti i miei 20 minuti, ho finito la mia versione ellittica. Se invece ho qualche altro minuto, ma no. Ma insomma no, perché mi rendo conto che sono stato estremamente sintetico e specialmente la prima e l'ultima parte sollecitano divergenze. Io ho creduto di presentarvi un rigone. Ho creduto di presentarvi un Rigoni più completo, anche se questo poteva urtare delle visioni pregiudiziali, maturati anche col loro conforto, perché non è accaduto mica soltanto a Rigoni di diventare un educatore della generazione immediatamente successiva alla sua. Nuto Revelli è da questo punto di vista un suo gemello, ma è un suo gemello anche dal punto di vista di come aveva vissuto gli anni 30, di come era partito. Non è da ore, non è dal convegno di Asiago che io mi permetto di richiamare appunto l'ora della partenza, perché sono decenni che tutti abbiamo sempre prevalentemente parlato dell'ora del ritorno, d'accordo, ma è una prospettiva che va bene e si spiega benissimo dal punto di vista psicologico e non del singolo, di tutta una generazione o più generazioni coinvolte in una guerra che scopre di aver fatto una guerra sbagliata, una guerra perduta, eccetera. Ma forse un letterato in senso stretto potrebbe anche leggere un libro alla volta e ricavare da ogni libro del Mario quello che c'è da ricavare da quel libro. La mia lettura, che intreccia sempre la storia alla letteratura, vuole sapere che cosa c'era prima del Sergente della Neve. No, non dico che lo volessi sapere fin da quando riunivo intorno a me gli altri studenti, ci bastava allora ragionare sul come del ritorno, eravamo tutti edificati anzi da questo ritorno antifascista, non andavamo per niente in cerca di sottolineare la partenza fascista, così come attraversando la nostra università, l'Università di Padova, pensavamo che fosse l'Università di Concetto Marchesi, il comunista Concetto Marchesi che aveva fatto il famoso discorso il 9 novembre del 1943, come se non vedessimo che il cortile in cui entravamo era un cortile fascistissimo. Non si chiamava più, non lo chiamavamo più cortile del Lettorio, lo chiamavamo nuovo, ma quello era. Era stato fatto pochi anni prima. Allora, via via, io diventando, oltre che lo storico della Prima Guerra Mondiale, lo storico dell'Italia fascista, dei suoi intellettuali, dei comportamenti e degli adeguamenti, per forza ho dovuto chiedermi, e andare in giro a chiedere ovviamente anche agli altri, maggiore attenzione a quello che aveva immediatamente preceduto il ritorno. E quando mi trovo di fronte appunto al volontario 17enne, il più giovane alpino d'Italia, che aveva voluto diventare marinaio, un po' anche per amore, sì, d'accordo, ma anche perché gli piacevano le avventure, non solo leggerle. Oppure mi trovo di fronte a Nuto Revelli che nel 39, voglio dire, l'anno dopo le leggi razziste, si iscrive all'Accademia Militare per diventare ufficiale. Nuto Revelli, che giustamente diventa uno dei nostri maestri nel secondo dopoguerra, della mia generazione e quelli che vengono dopo. Cosa era accaduto? Quali sconquassi avevano dovuto esserci per trasformare così? Ahimè, se vogliamo essere pragmatici e realisti, anche un pochettino cinici, bisognava perdere la guerra. Sarebbe bastato vedere gli ebrei sfruttati lungo i treni tedesco-polacchi per cambiare idea
forse. Però l'aggressione all'Unione Sovietica c'è prima della ritirata di Russia nella storia. Allora, nel momento in cui noi assumiamo come esplicatori della nostra vita collettiva degli scrittori, perché ci viene di farlo in base alle opere, poi però in sede storica non dobbiamo rimanere prigionieri della memoria, perché si sa che la memoria è selettiva. La memoria è selettiva e parte da dove vuole partire, ha tutti i diritti la memoria, di andare, venire, tagliare, obliare, non c'è memoria senza obblia, va bene, basta non confondere poi la memoria con la storia. Allora, se voi vi accontentate di leggere bei libri, questi sono bellissimi, viva! Se riconoscete a Mario Conisterri, come è giusto fare, l'aver attraversato la storia del Novecento italiano, allora rendetevi conto che lo ha fatto partendo da quello che in quel momento era la fine, e alla fine facendo tutta una storia circolare, che d'altronde è la storia tipica del mondo contadino, una storia circolare, e arrivando alla fine a quello che era stato il principio. Io sono molto contento che alla fine sia tornato al principio. Grazie. È il mio turno. No, mi trovo qui in mezzo, quindi mi viene attribuito il ruolo di moderatore, va bene, toccherà a Gianni che dopo l'incisivo intervento del professore, sempre molto puntuale e illuminante, credo che Gianni abbia da raccontarci un po', riportarci la dimensione familiare del Mario, credo. Ma no? sì, cioè parlare al proprio padre è difficile chiaramente, no? Non sono un letterato, non sono un giornalista e nemmeno uno storico. Ho lavorato nel campo delle scienze forestali e in altopiano per tanti anni. Quello che posso raccontarvi è alcuni aspetti della sua vita privata, se così si possono interessare. Io ho memoria appunto da quando abbiamo costruito quella casa ai primi anni 60, in cui mio padre ha preso 2 operai edili e i 2 figli, io e mio fratello Alberico, e lui a fare il manovale. Abbiamo cominciato proprio Pico e Badile a fare le fondamenta di quella casa, e in 2 anni e mezzo, 3 l'abbiamo finita. E là sono rimasto finché sono sceso in pianura a studiare, perciò fino al 1965-66, perché non c'erano scuole superiori ad Asiago, e per fare le scuole superiori bisognava scendere in pianura. Mio fratello è sceso a Vicenza e io sono sceso all'Unigo e ho fatto il perito agrario e dopo ho fatto l'università di scienze forestali. Ecco, mio padre quando non era in giro, perché andava sicuramente 2 o 3 volte all'anno a fare dei viaggi, perché godeva proprio di questi viaggi e li programmava, era un uomo metodico, diciamo. Si alzava abbastanza presto la mattina, verso le 6:30, portava la colazione a mia mamma a letto, dopodiché lui prendeva il cane e fuori dalla porta di casa c'è il bosco e faceva il primo giro col cane da caccia, da penna, così chiamato. E praticamente stava via un'oretta, 3/4 d'ora, ritornava a casa, faceva la colazione e dopodiché dalle 9 a mezzogiorno saliva su nello studio a scrivere, perché diceva che quello che aveva pensato durante la notte doveva essere scritto subito, e perciò il suo tempo per lo scrivere era la mattina. Dopo molto preciso negli orari di pranzo e cena, mezzogiorno è alle 7 in tutte le stagioni,
non cambiava. Dopo il pranzo leggeva il giornale e alle 3 saliva di nuovo in studio per fare una cosa che forse non conoscete, e cioè lui rispondeva a tutte le lettere che riceveva e mediamente riceveva una decina di lettere al giorno, o cartoline o lettere. Durante le feste di Natale, Pasqua, il suo compleanno, mi ricordo che andavo in posta a comprare anche 400 francobolli, perché lui rispondeva a tutti. Andava in tipografia Bonomo, prendeva pacchi di cartoline, quelle scadute, diciamo, quelle in bianco e nero, invendute, eccetera, e mi ricordo che sul cassetto sinistro della scrivania era pieno di cartoline e lui rispondeva a tutti. 2 parole, o se no anche in modo, diciamo, quando ponevano delle domande, rispondeva anche alle domande in modo ben preciso. E questo è durato proprio fino a quando è stato male, insomma. Ha mantenuto tantissimi contatti. E dopo questo lavoro, diciamo, di corrispondenza, leggeva libri di storia, leggeva molto e verso le 6 riusciva, solito giro col cane, lavorava all'orto, a dire la verità, ecco, d'estate una mezz'ora la mattina o mezz'ora la sera lo dedicava all'orto, dopodiché usciva di nuovo col cane e si addentrava nel bosco, e quando era in bosco, quando uscivamo assieme, ecco, era molto attento a tutto, tanto non sopportava nessun tipo di rumore o di chiacchiere inutili. Lui voleva ascoltarla proprio, la natura. Mi ha insegnato, per esempio, a distinguere il canto degli uccelli. Li chiamava e fischiettava, lui li chiamava. Raccoglieva le fatte delle lepri, dei caprioli, se le portava a casa, se le guardava, voleva scoprire tutto quanto, cosa mangiavano, se erano maschi, se erano femmine e tutte queste cose qua. Portava a casa le penne degli uccelli che trovava, i nidi, portava a casa piante e fiori che non conosceva, e dopo aveva il libro del Fenaroli e del Fiori sulla scrivania e li classificava tutti. Cioè era molto curioso, e questa curiosità l'ha avuta sempre, non a 40 o 50 anni, l'ha avuta fino a 85 anni, quando ancora girava appunto per i boschi. E questa, diciamo, era la sua. Dopo la sera ascoltava il giornale radio e si fermava a guardare la televisione solamente se c'erano film di western o di guerra, ma chiaramente i film di guerra li criticava perché diceva: questi registi non sono mai stati in guerra, non capiscono niente. Ed erano pochi i film che alla fine gli piacevano. Questo per quanto riguarda la sua giornata, diciamo. Dopo, cosa posso dire? Qua c'era il maestro, ecco, la musica. Ascoltava ogni tanto la musica, in certi momenti particolari. Allora, normalmente quando cambiava il tempo, ecco, tanto se vedeva nevicare, mi ricordo, metteva su le stagioni di Vivaldi, o quando c'era il momento della ritirata, mi ricordo che metteva su la sinfonia di Shostakovich, quella di Leningrado, perché voleva molto probabilmente fissare con la musica anche quel momento particolare. Dopodiché un'altra cosa,
amava cantare, anche se non era tanto, diciamo, bravo quanto il suo fratello, perché il suo fratello è emigrante in Australia a Melbourne, era un baritono e ha fondato un coro laggiù, il coro Adriatico, nel club Veneto di Melbourne, e mio papà gli spediva i dischi del Beppi De Marti giù, quando uscivano. E cantava volentieri, e si lamentava che le persone non cantavano più quando si trovavano assieme, e ascoltava anche appunto queste canzoni. Mi ricordo il coro della Satta, il coro dell'Ana, appunto i Crodaioli, però anche per esempio il coro dell'armata sovietica, che amava molto, ecco. Quando poteva ascoltava la musica, ecco, questo sì. E nella casa vicina alla casa di mio padre ogni tanto capitava un parente di secondo grado che era il maestro Mizzolo. Non so se qualcuno di voi lo conosce, era un compositore, pianista, direttore del Pollini di Padova. Era un Zarman, cioè un cugino di secondo grado. Un paio di volte all'anno salivano, anche di più, li accompagnava a fare una passeggiata, soprattutto a Marcesina, mi ricordo, dopodiché si trovavano tutti in una contrada, Bosco, a mangiare assieme, e allora c'era appunto il maestro Mizzolo, Toni Zancanaro, il Sartori e tanti altri amici padovani, chiamiamoli intellettuali. E mi ricordo che erano momenti molto belli, conviviali, insomma. E con il maestro Silvio Mizzolo e il suo genero, il clarinettista, facevano, soprattutto il clarinettista Peruzzi, facevano dei concertini assieme alla figlia in questa casa, dove hai alloggiato anche tu, mi sembra, no? Un'estate. Ecco, amava la musica, però la legava un po' a momenti un po' particolari. Non era un assiduo, la persona che aveva 100 dischi in casa o cose di questo tipo, però l'unica cosa che ascoltava volentieri, insomma. Era un uomo curioso, secondo me molto curioso, tranquillo, e aveva sempre una calma nell'affrontare qualsiasi tipo di problemi, ecco. Come genitore non ho mai preso uno schiaffo, una pedata, ecco. Era la madre, mia madre, addetta a questi compiti, insomma. Per il resto devo dire che è stato un padre del tutto normale, ecco, che ha lasciato libertà soprattutto ai figli di scegliere la propria strada e li ha aiutati come tutti, insomma, come tutti i genitori mediamente. Ecco. Questi un po' sono i ricordi di mio padre. Beh, a questo punto credo che andiamo con lo spettacolo concerto, vero Claudio? Sì. Io vi dico, si tratta di, adesso recupero un attimo per non sbagliare, Parole sotto la neve da Arrigoni Stern. Adesso poi credo che Claudio Ambrosini, che è l'autore che ha scelto i testi e autore della musica, ci illustrerà i contenuti. Dico solo che c'è alla voce narrante Margherita Stevanato, al pianoforte Matteo Oliva, e ci sarà il coro maschile Cenobium vocale diretto da Maria Dal Bianco. Quindi lascio la parola a voi. Grazie mille, buonasera a tutti. In realtà il concerto è alle 7 e arriveranno altre persone che
hanno prenotato. Noi abbiamo anche bisogno di qualche minuto per allestire il palco, perché verranno messi dei microfoni e il coro tra l'altro arriverà alle 6:30, per cui non potremo cominciare in nessun modo adesso. Beh, allora se dobbiamo tenere su qualche minuto, io avevo qualche domanda magari da fare anche a Gianni in particolare, ma anche a te, perché ho come dire, sentito, orecchiato come è nato questo spettacolo. So che avete fatto delle alzate mattutine all'alba col Gianni stesso per andare a fare, ecco, quindi se magari ci illustri questi aspetti che possono essere interessanti anche. Allora, aspetta che Valerio mostriamo la casa. Allora, sono cose che pensavo di dire dopo, ma possiamo dirle già adesso. Questo concerto nasce naturalmente ed è stimolato dall'occasione. Dicevo che nasce naturalmente dall'occasione del centenario, ma non nasce adesso, non è stato stimolato dal centenario. E rientra in un progetto, secondo me, molto bello dell'Ateneo Veneto, che è nato circa 20 anni fa, quando abbiamo presentato il primo libro che era dedicato a Zanzotto. Questo progetto ha l'intenzione di mettere in musica gli scrittori che ho avuto la fortuna di incontrare, di conoscere e con i quali ho avuto la fortuna di lavorare. Per delle ragioni legate all'esistenza, al mistero dell'esistenza, io ho conosciuto e ho lavorato con Zanzotto, ho conosciuto e lavorato con Meneghello, che ha generato il secondo volume. Chi è socio da tempo dell'Ateneo forse li ha questi volumi o li ha visti. Io ho fatto l'università di Ca' Foscari e Meneghello era un anglista, quindi quello era il rapporto. E non adesso, ma 12 anni fa era nata il progetto di fare il terzo volume di questa serie, che sarebbe stato dedicato a Mario Rigoni Stern. Poi Mario è mancato in realtà con un decorso abbastanza veloce, e quindi io non me la sono sentita di continuare. Non mi piaceva l'idea di fare un instant book, quelli che succede qualcosa e dopo una settimana c'è pronto il libro, e ho lasciato perdere questa cosa. Poi c'è stato il decennale e Gianni molto gentilmente mi ha stimolato dicendo: ma adesso c'è abbastanza distanza e riprendiamo quel progetto. E poi c'è stato il Covid, quindi c'è stato un ulteriore ritardo, ma la realizzazione di cui sentiamo oggi gli esiti è cominciata già 3 anni fa, in particolare con 2 personaggi, Gianni e il sottoscritto, che all'alba sono andati alla fine dell'inverno in montagna, proprio vicinissimo ad una zona molto carsica che ha 2 trincee, quella italiana e quella austriaca, a distanza di cosa saranno? 30 metri, una cosa incredibile. Si potevano parlare, delle cose folli scavate nella roccia, e tutto intorno completamente brullo e scoperto. Chiunque si fosse mosso sarebbe stato impallinato subito. E noi siamo andati là a registrare una cosa che sentirete dopo, non vi dico esattamente che cosa, all'alba. Tra l'altro, per dare l'idea di questa specie di avventura, un poco, a un certo punto si vedevano delle tracce nella neve, delle unghiate, e dico a Gianni: ma cosa sono questi? E Gianni mi dice: sono i lupi. E gli ho chiesto: ma sono pericolosi? Se sono pochi no. E siamo andati avanti all'inizio nel buio, e poi abbiamo aspettato l'alba. Io mi trovo particolarmente bene in montagna, perché benché sia veneziano da non so quante generazioni, ho anche fatto l'alpino, ho fatto il militare negli alpini. E poi non soltanto questo fatto in parte casuale, perché mi hanno cacciato alpino perché facevo in continuazione, cercavo di ritardare l'andar militare, quindi ho fatto la prima laurea, la specializzazione, ero iscritto alla seconda, eccetera, finché ho compiuto 26 anni e hanno detto: adesso vai, ed ero lagunare, mi hanno mandato alpino, così imparavo a rimandare le cose.
Un'altra cosa legata all'esistenza è che adesso che comincio ad avvicinarmi ad avere una certa età, andiamo piano, mi sembrano messe lì dal destino tra i tanti posti in cui potevo andare in vacanza, le pochissime volte che vado in vacanza perché sono angosciato dalla perdita del tempo, sono finito ospite di Gianluca Guzzetti e Isabella, che forse sarebbe venuta da Milano qua. C'è Isabella? No, va bene, ci raggiungerà in un'altra occasione. Sono finito ospite in questa casa e vedete che già sembra la casa delle fate. Bene, quel verde, quel cespuglio, quella cosa che è a destra è qualcosa che è dell'orto di Rigoni Stern. E diciamo dove c'è la striscia bianca lì un po' più a destra c'era la casa che avete visto. A un certo punto se torni indietro nella tua fotografia si vede la casa e a un certo punto un po' più indietro si vede questa casa. Quindi ho avuto si vedeva la casa in fondo, il tetto rosso prima. Vabbè. E c'è stato questo incredibile incontro che mi ha permesso di diventare amico. Andavamo a fare delle passeggiate, chiacchieravamo. Mario andava tutti i giorni, oltre alle cose che faceva, andava nell'orto, lo curava, andava a prendere delle cose, scambiavamo delle idee, delle conversazioni. Era una persona di un'umanità eccezionale, sempre attento, sempre disponibile a parlare con tutti, non solo a rispondere. Passava della gente, lo chiamava, lui scendeva e si fermava con chiunque a informarsi di come andasse la famiglia, le cose più varie. Mi è piaciuto, hanno fatto vedere proprio recentemente, qualche settimana fa, un documentario in cui si vede ancora una volta ritornare questa famosa frase Sergent Major Gerivaremma Baita, e l'intervistatore gli dice, gliela cita. Chiunque avrebbe detto sì, era una frase, e lui ha detto no, restando ancora sul concetto. All'epoca Baita era a casa, adesso dovrebbe essere la pace. Quindi ancora restare sulle cose, sempre dentro le cose. Da ultimo, e qui taccio, la sua produzione è sterminata. Noi conosciamo tutti il titolo Il sergente nella neve. All'epoca Vittorini lo aveva aiutato moltissimo, però c'era stata anche, mi pare, nel retro di copertina, una frase che ha un po' fuorviato sulla sua figura, cioè c'è scritto qualcosa come uno scrittore non di vocazione ma quasi d'occasione, non mi ricordo la parola, come dire uno scrittore che si è trovato a vivere delle cose e ha preso degli appunti, sapete, gli scriveva, sono appunti molto telegrafici, dopodiché una volta ritornato a casa ha scritto questo libro. E ammettiamo che questo sia vero, però dopo nasce uno scrittore incredibile.
C'era la guerra, proprio la guerra più vera dove ero io. Ma io non vivevo la guerra, vivevo intensamente cose che sognavo, che ricordavo e che erano più vere della guerra. Il fiume era gelato, le stelle erano fredde, la neve era vetro che si rompeva sotto le scarpe. La morte fredda e verde aspettava sul fiume. Ma io avevo dentro di me un calore che scioglieva tutte queste cose. Durante l'attacco, quando i russi erano giunti sotto i nostri reticolati, avevo gettato quasi una cassa di bombe a mano, ma poche scoppiavano, sprofondavano nella neve senza rumore. Allora pensai che forse sarebbero scoppiate levando tutte e due le sicurezze prima di lanciarle, e feci così, sebbene fosse pericoloso. Ritornò il silenzio. Si sentiva ancora qualche breve raffica di mitra. Sul fiume gelato vi erano dei feriti che si trascinavano gemendo. Sentivamo uno che rantolava e chiamava mamma, mamma. Dalla voce sembrava un ragazzo. Si muoveva un poco sulla neve e piangeva. Proprio come uno di noi, disse un alpino. Chiama mamma. Correva fra le nubi, non c'erano più le cose, non c'erano più gli uomini, ma soltanto il lamento degli uomini. Mamma, mamma, chiamava il ragazzo sul fiume e si trascinava lentamente, sempre più lentamente, nella neve. Ma i russi ricominciano a uscire dal bosco. Sono più guardinghi di prima. Non gridano. Sembrano timidi. Riprendiamo a sparare. Solo che questa volta non vengono per ammazzarci. Vogliono solo raccogliere i feriti rimasti sul fiume. Non sparo più, allora grido: non sparate! Raccolgono i feriti. Non sparate. Si stupirono i russi a non sentire più le pallottole che li cercavano. Si fermarono increduli. Si alzarono in piedi. Si guardarono attorno. Gridai: non sparate. Raccolsero in fretta i loro compagni e li caricarono sulle slitte. Correvano curvi, ogni tanto si alzavano e guardavano verso di noi. Li portarono sino alla scarpata e li trascinarono su nelle loro trincee. Sul fiume gelato la neve era tutta calpestata. Portarono via anche i morti.
Ora tutto era finalmente finito. Si andava con la testa bassa, uno dietro l'altro, muti come ombre. Era freddo, molto freddo, ma sotto il peso dello zaino pieno di munizioni si sudava. Ogni tanto qualcuno cadeva sulla neve e si rialzava a fatica. Si levò il vento, dapprima quasi insensibile, poi forte sino a diventare tormenta. Veniva libero, immenso, dalla steppa senza limiti. Nel buio freddo trovava noi, povere piccole cose sperdute nella guerra. Ci scuoteva, ci faceva barcollare. Bisognava tenere forte la coperta che ci riparava la testa e le spalle, ma la neve entrava da sotto e ci pungeva il viso, il collo, i polsi come aghi di pino. Si camminava uno dietro l'altro, con la testa bassa. Sotto la coperta e sotto il camice bianco si sudava, ma bastava fermarsi un attimo per tremare di freddo. Ed era molto freddo. Lo zaino pieno di munizioni a ogni passo aumentava di peso. Ora mi butto sulla neve e non mi alzo più. È finita. Ancora 100 passi e butto via le munizioni. Ma si camminava, un passo dietro l'altro, un passo dietro l'altro, un passo dietro l'altro. Pareva di dover sprofondare con la faccia dentro la neve e soffocare con 2 coltelli piantati sotto le ascelle. Ma quando finisce? Alpi, Albania, Russia, quanti chilometri, quanta neve. Chiudevo gli occhi, ma camminavo, un passo, ancora un passo. Sargento giù. Sargento giù. Sargento giù. Sargento giù. Sargento giù. Il soldato si era appoggiato alla slitta con il braccio destro. Quello sinistro lo teneva infilato davanti, dentro il cappotto. Quando una pallottola della raffica di mitra l'aveva colpito, aveva sentito solamente un colpo secco, come una sassata. Dopo aveva avvertito un po'
di caldo lungo il fianco, ed era il sangue che colava. Infine più niente, perché il freddo aveva saldato la ferita. Erano le ginocchia ora che facevano fatica a sostenerlo, e poi i piedi erano attanagliati nella neve. Si lasciò andare tenendosi con il braccio e si fece trascinare. La slitta si fermò. L'alpino che conduceva il mulo per la briglia si girò e lo vide. «Via, staccati!» gli gridò. «Il mio mulo non ce la fa più!» Non rispose. Non aveva forza per parlare, nemmeno per staccare il braccio dal bordo. Il conducente si avvicinò adirato e minaccioso. Vide che era un ufficiale. Sulla manica aveva ancora i gradi. «Staccati dalla mia slitta!» gli ordinò. Ciglia e sopracciglia del tenente erano incrostate di neve ghiacciata. Il passamontagna da sotto l'elmetto gli scendeva sul volto. «Sono stato ferito», disse con fatica, aprendo gli occhi. Il conducente bestemmiò e si guardò attorno. Guardò ancora quell'uomo appeso alla sua slitta e, maledicendo, slegò le funicelle che tenevano fermo il telo che copriva il carico. Sempre imprecando, scaricò nella neve 2 casse piene di carte e nello spazio lasciato dalle casse sistemò il ferito e lo coprì. Ora il tenente, disteso su un po' di paglia e sotto le coperte, non sentiva più freddo, nessun dolore. C'era una profonda quiete. E ricordò. Ricordò che, saliti sull'altipiano per le esercitazioni invernali, un giorno di gennaio, si erano acquartierati nella vecchia caserma. Finite le escursioni, ora gli allievi godevano di un periodo di relativo riposo. Fu qui che la conobbe. Ricordò che durante una discesa l'aveva vista cadere fuori dalla pista sollevando una nuvola di neve farinosa. Si era precipitato giù come un falchetto per aiutarla. Era proprio buffa, tutta così bianca, il viso imbronciato. Fu lui a scusarsi per averle dato una mano a risollevarsi sugli sci. Lei, come fu in piedi, senza dire grazie, riprese la discesa indispettita e crucciata. La rivide alla casetta rossa, dove con il plotone erano entrati per bere vin brûlé. Lei si era avvicinata per dirgli: «Mi scusi, ero proprio arrabbiata per quella stupida caduta. Così tutta piena di neve mi sembrava un pupazzo». Aveva risposto lui: «Questa sera vieni al ballo della Croce Bianca, domani noi partiamo». Non credeva di rincontrarla, ma quando la festa era già avviata la vide comparire. Senza la tenuta da sci, ora in quel vestito appariva leggera, luminosa, sorridente. Ballarono. Qui dentro c'è tanta confusione, fa anche troppo caldo. E davanti all'albergo ho visto delle slitte in sosta ed è una notte molto bella e serena. Perché non andiamo a fare una corsa con la slitta? Con questo freddo. E vado a mettersi qualcosa di lana, l'aspetto. O l'accompagno dove abita. Qui, in questo albergo. Mi aspetti nella hall. Attese con la mantellina sul braccio, il cappello in mano. Lei giunse subito, vestita da neve. Sorrideva imbarazzata e un poco anche confusa. Le slitte erano sulla strada in attesa dei clienti.
I contadini stavano insieme a parlottare e battevano i piedi. Si avvicinarono alla prima della fila. «Volete fare un giro?» chiese il contadino. Salirono sul sedile posteriore. Si avvolsero insieme in una coperta. Con un'altra si coprirono le gambe fino ai piedi. Il contadino salì al sedile di guida. «Dove vogliono andare?» «Dove vuole. Non abbiamo preferenze. Per i prati, dentro il bosco», disse lui. Andava la slitta nella notte che rifletteva le stelle nei cristalli di neve. Lieve scivolava come su una nuvola nel cielo e il campanello di bronzo sul collare del cavallo tintinnava a ogni passo. Il cavallo prese il trotto, dapprima leggero e poi via via più veloce e disteso. Infilò una strada che si inoltrava nel bosco. La luna, che stava sorgendo, illuminava gli alberi sul dosso della montagna e la luce si diffondeva tra i rami carichi di neve. Il ricordo si interruppe. Si alzò la tormenta. Un vento radente sollevava come sabbia del deserto la neve della steppa. E come degli spettri gli uomini silenziosi camminavano curvi contro quel vortice. Andarono così tutta la notte. Molti cadevano e non si rialzavano. Alcune slitte restavano ferme nella neve. Venne un'alba livida, senza luce, e lontano, confuso nel bianco, apparve un villaggio. Il ricordo allora riaffiorò. La slitta nel ricordo scivolava su grandi cristalli luminosi e il cavallo ora galoppava sfiorando la neve. Ogni tanto scuoteva la testa come volesse far sentire più squillante il campanello di bronzo. Il corpo di lei si era abbandonato contro il suo. La testa nell'incavo della spalla, le braccia in un reciproco abbraccio. Il respiro era leggero e sembrava quasi il respiro di una piccola bambina. «Dormi?» le chiese. «No», rispose sottovoce. «Guardo le stelle e il bosco. Hai freddo?» «Oh no. Qui sotto c'è un bel tepore». Ma il ricordo di colpo svanì. Il conducente fece fermare il mulo nel centro del villaggio, vicino a una casa con il portico. Guidò la slitta dentro il cortile. Slegò il mulo e lo condusse dove c'era del fieno sparso. Ne raccolse una bracciata e gliela depose davanti al muso. Con le mani pulì dalla neve il telo che copriva la slitta e slegò le funicelle che lo tenevano. Scostò il telo alla coperta. Il volto adesso aveva un'espressione di serena felicità. Sorrideva e gli occhi socchiusi avevano una luce sconosciuta. Guardando bene quel viso, gli parve di riconoscere l'allievo ufficiale che in una notte di gennaio
con una bella ragazza aveva portato con la slitta in una corsa per i prati e dentro il bosco. Lo prese sotto le braccia, lo trascinò dietro la casa, scavò nella neve, adagiò il corpo e con le mani ricoprì quel viso sorridente e quegli occhi felici. Stern. In cimbro significa uomo serio. Mario Rigoni Stern era nato ad Asiago nel 1921. A 7 anni è avanguardista balilla. Dopo le elementari viene iscritto alla scuola di avviamento al lavoro, un livello inferiore alla scuola media. A 17 anni si arruola come volontario, diventando così il più giovane alpino d'Italia. Viene inviato su vari fronti, partecipa a diverse battaglie, tra cui quelle tremende di Kotovsky e Nikolaevka, dove perde quasi tutti i suoi amici. È insignito di medaglia d'argento. Nel 1942 a Kotovsky. È tornato indietro da solo per recuperare un alpino ferito e lo ha trascinato via, incurante del fuoco delle mitragliatrici. Di questa medaglia Rigoni non ha mai parlato nei suoi libri. Dopo aver guidato la ritirata dei suoi uomini e attraversato Russia e mezza Europa, nel 1943 riesce finalmente a ritornare in Italia. Ma al confine viene fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in un lager in Polonia col numero 7943. 7943. Torna ad Asiago solo nel 1945, finita la guerra, e va a lavorare come diurnista di terza categoria, cioè pagato alla giornata, al catasto. Nel 2005 gli viene dedicato un asteroide appena scoperto, il 12811, Rigoni Stern. Stern, in tedesco, vuol dire stella. 7943. Schnell machen! Kommen! Un pomeriggio, Brown, il direttore del lager venne a comandarmi di fare lo zaino e seguirlo. All'uscita dei reticolati che ci separavano dal grande lager, la sentinella mi fece un amichevole sorriso quando sfilammo lungo le file di baracche dove erano rinchiusi i russi. I prigionieri che ci videro passare chiamarono gli altri compagni e tutti, o con la voce o con i gesti, mi salutavano. Camminavo con il cuore stretto perché non sapevo dove mi avrebbero condotto, né cosa si sarebbe fatto di me. Tutto potevo immaginare, e da quei russi da cui mi portava via sentivo il distacco da un'amicizia fraterna.
questo punto che uno di loro cominciò sommessamente a cantare una canzone. Gli altri si unirono, poi altri ancora. Così fecero un grande coro. Era una canzone di saluto per me, che contro di loro avevo combattuto e che adesso, per non essere ancora dalla parte del torto, stavo con loro rinchiuso nel lager. La canzone era dolcissima e non parlava di guerra o di eroi, ma di primavera e di una ragazza innamorata che aspettava sotto una betulla. Mi portavano via e nello zaino avevo un rotolo di fogli legati con uno spago dove avevo scritto i ricordi perché il tempo non li cancellasse dalla memoria. Il direttore mi accompagnò fino a una baracca nel settore degli italiani. Fece aprire e mi spinse dentro. Era una baracca buia, gremita e maleodorante. Cercai un posto per sdraiarmi tra l'indifferenza dei miei nuovi compagni. Dormivo poco. Per mancanza di luce potevo scrivere solo per poco tempo, mentre erano lunghissime le ore dell'insonnia e della fame. I pidocchi si erano rifatti vivi molto rapidamente, procurandomi un insopportabile prurito. La sveglia avveniva sempre nel buio profondo. Alla adunata ci mettevano in fila, ci contavano e ci conducevano fino alla piccola stazione, dove alle 5:30 passava un treno a raccoglierci. In un'altra stazioncina salivano dei ragazzi delle fattorie sparse che si recavano a scuola nella città vicina. Si lavorava sino a buio e si ritornava a piedi. La stalla dove si dormiva era calda e la stufa veniva alimentata con il carbone che si raccoglieva lungo la ferrovia e che i fuochisti lasciavano cadere perché impietositi dalla nostra miseria. Anche dalle tradotte militari cadeva qualcosa perché i cuochi dei soldati, a vederci così malandati, certe volte facevano rotolare dalla scarpata rape, patate, cavoli che scartavano dal vagone viveri. Noi naturalmente si raccoglieva tutto, ma mentre il carbone veniva messo in un mucchio comune, queste verdure venivano mangiate così com'erano, mentre stavamo rannicchiati sotto vento ai piedi della scarpata. Passavano treni merci, treni di soldati che andavano al fronte, treni carichi di feriti che ritornavano, treni locali di passeggeri. Ma ogni 3 giorni passava anche un treno tutto lucido, con vagoni letto e vagoni ristorante. Vedevamo come in un sogno passare figure di signore ingioiellate,
ufficiali carichi di decorazioni, camerieri in giacca bianca e alamari d'oro che servivano cibi e bevande sopra candide tovaglie. Ma da questo treno mai cadde una cicca o un pezzo di pane. Una sera mi trovai padrone di 5 patate. Erano 5 belle patate grosse e sode, non marce o gelate, e aspettavo che passasse l'ultimo controllo per cucinarle dentro la stufa. Venne il sottufficiale, passò a contarci, rinchiuse la porta con il catenaccio e spense la luce. Aspettai ancora un poco. Presi la gavetta che avevo preparato con dentro l'acqua e le patate e mi avvicinai alla stufa. Apersi lo sportello e posai dentro la gavetta vicino al carbone incandescente. Vennero lì anche 3 o 4 amici e in attesa che le patate cucinassero parlavamo sottovoce di quando l'anno prima eravamo in Russia. Ma ogni tanto si ritornava a dire di un fantastico pranzo che si sarebbe fatto alla fine della guerra con minestrone e pane a volontà. Così, tra un ricordo e un sogno, uno levò dalla tasca i mozziconi che era riuscito a raccogliere lungo le rotaie, li sciolse e con un pezzo di giornale arrotolò una sigaretta e a turno fumammo una boccata per ciascuno. Improvvisamente dissi: attenti! Sentimmo il catenaccio scorrere. In silenzio ritornammo ai nostri posti e ci tirammo sopra il pastrano. Entrò una guardia seguita dal sergente con la lampadina tascabile. Passarono a contarci. Lentamente ripeterono l'operazione e si fermarono per un po' proprio vicino alla stufa. Si mossero per uscire, ma si fermarono ancora sulla porta a parlare. Finalmente se ne andarono e ci rinchiusero. Quando tutto ritornò tranquillo, uscii lesto. Ma nell'aprire lo sportello della stufa provai una delle più grandi delusioni. Il calore del carbone aveva fatto evaporare tutta l'acqua e fondere l'alluminio. Della gavetta era rimasto un grumo grigio e delle patate nemmeno il fumo. L'indomani avrei anche dovuto cominciare la ricerca di un barattolo per sostituire la gavetta. Intanto si andava verso la primavera. Alla distanza di 15 giorni ricevetti un pacco con pan, biscotto e riso cuciti dentro una tela. Anche altri compagni ricevettero pacchi da casa e così la sera della domenica di Pasqua interrompemmo il digiuno mettendo tutto assieme per una zuppa comune. Si buttò dentro una gran pignata tutto quello che si aveva: pan, biscotto, riso, patate rubate, farina, piselli secchi, cavoli. Fu la nostra Pasqua del 1944. Ma io, quel giorno, avevo anche una cosa che gli altri non avevano: un uovo. Un uovo di gallina cotto e colorato con erbe, foglie di cipolla e fondi di caffè, come quelli che le ragazze del mio paese usano donare ai ragazzi alla vigilia dell'Ascensione. E aspettavo di mangiarlo nell'angolo del recinto, da dove si vedeva la campagna con le betulle rinverdite. Quell'uovo
Me lo aveva infilato nella tasca del pastrano una bambina polacca che ogni mattina incontravo quando saliva sul treno con i compagni per recarsi a scuola. Ci guardavano passare e ci regalavano un sorriso. La mattina del sabato santo si era avvicinata furtiva. Poi sentì quel peso insolito nella tasca e con la mano, al tatto, avevo scoperto l'incredibile dono. o 12.811. 7.943. Intanto, nella primavera del 1953, viene pubblicato da Einaudi Il sergente nella neve. Il libro ha un grande successo, è già la seconda edizione, ma dalla Einaudi non lo informano, né gli pagano l'anticipo concordato. Rigoni Stern è asiago e non sa nulla. In luglio si decide a scrivere all'Einaudi e riceve una lettera da Italo Calvino, che allora lavorava per la casa editrice. Caro Rigoni, abbiamo la sua lettera del 22 giugno, che ci ha riempito di rimorso perché non l'abbiamo tenuta al corrente della grande fortuna del suo libro. Difatti siamo abituati a trattare con autori molto vanesi, abbonati all'Eco della Stampa. L'Eco della Stampa mandava agli abbonati tutti i ritagli di giornale che li riguardavano. Scrittori che non perdono una sillaba di quanto si dice e si scrive di loro in tutta Italia e abituati a molestare critici e recensori per far parlare di loro. Il suo caso, di lei così modesto e appartato, che ottiene spontaneo successo, è davvero un caso nuovo e confortante. Ma come?
Lei non sa d'essere lo scrittore più discusso, esaltato, celebrato su tutti i giornali italiani, e sia da critici più autorevoli come De Robertis e Bocelli, sia da recensori brillanti dei settimanali di grande tiratura, e che il suo è un libro che ha successo in tutti gli strati del pubblico. Insomma, nello stesso 1953 il libro viene ristampato più volte, ma ad Asiago non tutto è rose e fiori. C'è perfino chi dice che non l'ha scritto lui o che si è inventato tutto. Il preside della scuola proibisce la lettura del libro. Nello stesso anno, Il sergente nella neve vince il premio Viareggio Opera Prima. Rigoni parte subito per andare a ritirarlo in vagone di terza classe. Ha messo l'unico vestito che ha, quello del matrimonio, e un paio di scarpe comprate apposta, che però gli vanno strette. La giuria definisce Il sergente nella neve uno di quei libri forse unici che le grandi avventure umane lasciano alla letteratura. Al rientro ad Asiago, Rigoni scopre che il suo capufficio, che non gli aveva concesso il giorno di ferie per andare a ritirare il premio, l'ha denunciato ai superiori con questa comunicazione. Oggetto: avventizio di terza categoria Rigoni Mario, assenza dal servizio. Si segnala che in data odierna il nominato in oggetto non si è presentato in ufficio perché si è recato a Viareggio per ricevere un premio letterario. Tanto si comunica per i provvedimenti del caso, con osservanza. Con osservanza? Con osservanza? Con osservanza? Con osservanza? La neve verrà leggera come piccole piume d'oca, soffermandosi sugli alberi, sugli arbusti di mirtillo, sul muschio come velo di zucchero su una torta. Le lepri, i caprioli, i cervi staranno immobili a guardare il nuovo paesaggio.
bosco sarà immerso in un tempo irreale e io andrò a camminarci dentro come in un sogno. Molte cose mi appariranno chiare in quella luce che nasce da se stessa. Una domenica sul finire dell'inverno ero sceso in piazza a far 2 chiacchiere con i paesani. La mattina era buona e la neve ancora ben alta, appena accennava a mollare nelle ore più calde del giorno. Me ne tornavo verso casa per il pranzo, godendomi il sole, quando all'altezza della vecchia segheria vidi sulla strada 2 chiazze vermiglie, proprio sulla carreggiata. Era sangue recente, ma attorno non v'erano segni di violenza, vetri rotti o tracce convulse di scarpe, niente. Pareva che nessuno si fosse soffermato su quel sangue. Mi chinai ad osservare e dalla neve rossa raccolsi un ciuffo di pelo. Era stato un lepre investito. Guardando lontano vedevo la traccia che veniva dal margine del bosco, attraversava dritta per campi e prati tutti bianchi, saliva il cumulo fatto dallo spazzaneve. Da qui era saltato in strada nel momento che una macchina giungeva veloce. Povera bestia, pensavo. Anche loro pagano la loro parte alla motorizzazione. Certo che una volta una slitta tirata da un cavallo non l'avrebbe investito. Fui per riprendere la via, ma guardando dall'altro lato della strada, per i prati dove il lepre avrebbe dovuto continuare la corsa, vidi dei segni strani e profondi, irregolari e segnati di rosso. Erano ancora dello sfortunato lepre che si era allontanato tenendo la vita coi denti fino all'argine della sorgente. Sarà andato a morire là dietro, mi dissi, e ripresi il cammino. Arrivai a casa sulla scia del profumo della polenta domenicale. E quando raccontai dell'investimento del lepre mi sentii scherzosamente rimproverare perché non ero andato a raccoglierle. Bene, sono ancora in tempo per farlo, dopo bevuto il caffè vado a prenderlo. Dal luogo dove era avvenuto l'incidente guardavo ora la traccia con il binocolo. Si fermava dove il rivo piegava dentro la valletta. Scavalcai il muro di neve al lato della strada e sprofondando fino a mezza gamba mi avviai lungo i suoi segni. Doveva essere stato colpito alla testa,
o sul muso, perché la macchia rossa era sempre accostata alle zampe anteriori, infossata nella neve come avesse ripiegato il capo dopo ogni passo. Sulla riva ghiacciata non lo trovai. Si era fermato lì, come per riprendere forza, perché c'era un covo tutto arrossato, e dopo aveva ripreso a camminare. Con tutto il sangue che ha perso, pensai, non dovrebbe essere lontano. Discesi lungo il ghiaccio del rivo. Osservando, sempre con il binocolo, vedevo le tracce che si fermavano vicino a una catasta di legna. Il sole scaldava, sudavo sprofondando nella neve a ogni passo. Quando giunsi vicino alle villette stagionali, ripresi fiato e mi guardai attorno per non essere preso per un malintenzionato. Io già mi figuravo il lepre irrigidito, in qualche angolo nascosto dove si era rifugiato a morire in pace. Povera bestia, ne aveva fatta di strada. Girai attorno, guardai dentro i recinti, sotto i poggioli, nelle entrate delle rimesse, niente. Il lepre non c'era. Sul pascolo lontano vidi dei corvi in fila. Camminavano lentamente e ogni tanto affondavano il becco nella neve. Ci siamo, mi dissi. È lì. Difatti, dopo mezzo chilometro aveva ripreso per la neve vergine. I corvi l'avevano seguito. Forse l'avevano scorto nel loro primo volo del mattino. Ho sentito il suo sangue. Già, i corvi, se vedono un leprotto, ci danno addosso fino a dilaniarlo. Gridano l'allarme, si radunano in tanti, a volte uccidono. Accelerai il passo e davanti a me i corvi si levavano indispettiti, gracchiando. Camminai per altri 2 chilometri, alzando corvi. Il lepre aveva a gran fatica valicato una collina e attraversato la statale. Era sceso nello stagno e poi risalito ancora verso il cimitero del villaggio. Anch'io ero ormai spossato. Eppure i suoi segni diventavano sempre più faticati. In certi tratti camminava con 3 gambe, in cert'altri si trascinava. Si vedeva bene. Dove si era fermato a riprendere il fiato, il sangue lasciato sulla neve non era più un vermiglio, ma rosa e schiumoso. E allora supposi che avesse preso una botta interna e che questo sangue gli venisse dai polmoni. Sulle strade lontane sentivo il continuo brusio delle macchine, degli sciatori domenicali. Vedevo anche la gente formicolante sulle piste, ma era un altro mondo, assolutamente estraneo. La mia attenzione era solamente sui segni lasciati dal lepre che voleva vivere. E quando vidi 7 corvi attorno a una macchia scura, rimpiansi la carabina che era a casa nella rastrelliera. No, non era il lepre quella macchia scura, erano solamente escrementi, sangue e pelo. I corvi non erano riusciti a prenderlo. Forza, gli dicevo, che più avanti vi è una valle boscosa e profonda e lì sei in salvo. Aveva ancora proseguito quel demonio, anzi si era trascinato. Dietro delle lastre di pietra si era ancora riposato, ma sotto un fienile non aveva cercato rifugio. Forse avrà intuito che lì poteva essere facilmente preso dalla volpe che la notte precedente aveva lasciato le sue impronte. A ridosso del cimitero del villaggio vi è un rimboschimento di abeti attorno. Sui 3 lati una fila di maggiociondoli,
tutti rosicchiati, stecchi nudi senza più gemme e corteccia. I lepri li avevano ripuliti per la fame. La traccia sanguinosa mi fece fare un lungo giro per dossi e conche di prati, dove la neve era farinosa e secca a causa della corrente fredda che viene giù dalle montagne a nord, ma era anche diventata difficile da seguire e sembrava vecchia di giorni, al punto che per sapere se fosse proprio lui, con le mani scostavo la neve per accertarmi del rosso nascosto sotto. Proseguendo lentamente in questo modo, giunsi nuovamente alla piantagione dietro il cimitero. Gli abeti erano molto fitti e i loro rami, a causa della neve scivolata giù durante tutto l'inverno, erano all'altezza del mio corpo. Il camminare lì dentro diventava come affrontare una giungla gelata. Strisciai sotto, graffiandomi il viso e le mani, impiastricciandomi di resina. La neve mi penetrava per il collo, tra camicia e pelle, e per le maniche, facendomi rabbrividire nel contrasto con il sudore. Ritrovai la traccia del sangue acquoso, la seguì con fatica e, finalmente, tra rami di ghiaccio e grumi di neve, vidi lui che mi fissava immobile, con gli occhi grandi e pietosi, le orecchie abbassate lungo il collo. Dalla bocca usciva una schiuma rossa. Dopo un po' allungai la mano per sfiorarlo, come per dirgli bravo. Era dolce il contatto dei miei polpastrelli con il suo pelo folto e liscio, ma lui fece uno scatto come se fosse stato colpito da una scarica elettrica e corse via. Quando riuscii a liberarmi da quel fitto gelato, lo vidi che ancora correva sicuro verso la valle profonda. Vai, gli gridai, vai e tienti lontano dalle automobili, e nell'autunno prossimo sono certo che farai ammattire i cani dei cacciatori. Dove la foresta alpina si dirada,
e la montagna, in alto, diventa nuda. Lassù cresce l'albero più piccolo della terra, il salicenato, che si difende dal vento, aggrappandosi al suolo. La neve lo ricopre per 7 mesi all'anno. È stata lunga la mia stagione sotto la neve. Ecco, nella foresta della letteratura, io sono un salice nato. Da quei giorni, a un'ora vaga, si riapre quella piaga, e finché il penar della mia storia non vien detto, fuoco è il mio cuore dentro al petto. Mario Rigoni Stern ci ha lasciati il 16 giugno 2008. Nella sua vita ha scritto romanzi, decine di racconti, centinaia, migliaia di pagine, milioni di parole. Una sola parola non ha mai usato. La parola nemico.